Salve a tutti, vediamo ora come semplificare una radice doppia, cioè un'espressione di questo tipo dove sotto la radice quadrata abbiamo la somma di due termini, somma o differenza, due termini dove uno contiene una radice quadrata. Allora abbiamo una formula da poter utilizzare. Adesso però notiamo che questa espressione 6 meno 2 radice di 5 non è esattamente come è scritta qua. Qui abbiamo a più o meno radice di b, invece qua abbiamo questo termine davanti, però non è un problema, possiamo portarlo dentro. Possiamo portare dentro radice, adesso vediamo subito come. Allora, un'idea è questa, allora qua 6 lo ricoppiamo, meno 2 lo scriviamo come radice quadrata di 4, e poi quindi radice di 4 per radice di 5. E adesso qui possiamo moltiplicare, quindi radice di 6 meno 4 per 5 è 20, radice di 20. E adesso l'espressione è esattamente della stessa forma come ce l'abbiamo qui. Allora, da notare nella formula che questa prima radice e questa seconda radice sono completamente uguali, tranne per il fatto che qui c'è un più e qui c'è un meno. E quindi quando qui c'è un più ce l'abbiamo qui tra le due radici, quando qui abbiamo un meno ce l'abbiamo qui tra le due radici. Va bene, adesso usiamo la formula, quindi A è 6, no, sì, dobbiamo guardare qua, A è 6 e B è 20, e questo meno andrà qua. Quindi radice di A 6 più radice di 6 al quadrato che fa 36 meno 20 fratto 2 sotto la radice. Adesso, perché qui abbiamo il meno, qui mettiamo il meno. E adesso l'espressione sarà del tutto uguale, tranne che qui avremo il meno mentre qui avevamo il più. Quindi 6 meno radice di 36 meno 20 fratto 2. Quindi 36 meno 20 fa 16, radice quadrata di 16 è 4. Ed è proprio qui il punto, questa formula è utile, ci semplifica la radice doppia solo quando questa radice quadrata qua, e questa è uguale, mi dà un numero intero, perché se non me lo dà in realtà non semplifico affatto, ottengo solo un'espressione più complicata. Infatti in certi casi non si può semplificare la radice doppia. Ok, in questo caso si può, la 36 meno 20 ho detto è 16, radice di 16 è 4, quindi qua ho radice di 6 più 4 fratto 2 meno radice di 6 meno 4 fratto 2. E allora, 6 più 4 fa 10, 10 diviso 2 è 5, quindi ho radice di 5 meno 6 meno 4 fa 2, diviso 2 è 1, radice di 1 è 1, e ho ottenuto così. Questo è diventato radice di 5 meno 1. Se uno vuole controllare se ha fatto bene, può calcolare radice 5 di 1 tutto in parentesi al quadrato e vedere se ottiene 6 meno 2 radice di 5. Ok, come dicevo, in alcuni casi la formula non aiuta, cioè non si può semplificare in alcuni casi la radice doppia. Un esempio sarebbe questo, radice di 5 più radice di 5. Se provate a usare la formula, il problema è proprio qua, al quadrato meno b. Al quadrato meno b verrebbe 20 meno 5. No, scusate, 5 al quadrato, 25 meno 5 che fa 20, qui avremo radice di 20 che non dà un numero intero, allora non si può semplificare. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.